Oriana Fallaci, 1929-2006. Un articolo di Maurizio Narcisi, pubblicato sul mensile Voce della Montagna nell'ottobre del 2006. Potessimo ora leggere le impressioni della Fallaci alla notizia della propria morte. Ne avrebbe certamente per ognuno, e non le manderebbe a dire. A coloro che sono sinceri e a quelli che, al fine di proteggere la propria posizione sociale, si nascondono alle spalle dell'ipocrisia. Così va il mondo, e dove andrà a finire, tra una violenza e l'altra, lo possiamo soltanto percepire. Resta comunque la sensazione di qualcosa di sbagliato, di un qualcosa che sembra procedere per un verso stonato. La molla che spinge un essere umano a compiere determinate azioni, come può essere quella di esprimere il proprio pensiero attraverso uno scritto rivolto all'opinione pubblica, risiede nell'intimo psichico dell'autore, come dell'autore è il mistero della funzionalità del proprio agire in riferimento all'onestà e alla menzogna. Il lettore, dopo tutto, seppure affezionato, raccoglie le parole e ne fa, in base alla propria cultura, l'uso appropriato. Non si può accomunare la personalità di una persona a ciò che essa produce. Oppure, al limite, si può giungere ad un'analisi, che però, per quanto approfondita, mai corrisponderà pienamente all'animo profondo dell'indagato. Oriana Fallaci resterà nella storia del giornalismo perché è stata una grande giornalista, prima e dopo l'11 settembre. Credo non sia possibile scindere la biografia della Fallaci, come vorrebbe certa critica, in due capitoli distinti. Casomai si potrebbe azzardare ad un risveglio della donna soldato all'alba di una dichiarazione guerresca dai nuovi e micidiali connotati. Piuttosto è la stessa critica, timorosa di svelare la propria celata convinzione, che dovrebbe fare seria autocritica. L'alieno, come la Fallaci definiva il proprio male, e gli alieni, che fanno della paura la propria ideologica arma di distruzione, non sono poi dissimili. L'uno genera la morte e gli altri sono un cancro che divora la pace.